Già, credevate di esservi liberati di me, e invece no, sono di nuovo qui. Perché? Sono qui per il desolante caso dei rifiuti abbandonati. Da questa roba che noi buttiamo, che non ci serve, un po' sprechiamo. Sì, è vero, puzza e un po' ci schifa, ma proprio lì c'è un'altra vita. Ah, questa volta io non c'entro. Anch'io. Max, Sandra, attenzione, il caso è molto grave. Questi rifiuti, se qualcuno non li raccoglierà, rimarranno qui per sempre. Che disastro! Le cose non vanno per niente bene. Una volta la natura era bella e profumata e le lontre come me nuotavano in un fiume pulito e poi si faceva a gara a chi scavava la galleria più lunga. Adesso è tutto sporco e puzzolente. Mozzicone di sigaretta, quanto pensate che ci vorrà la terra per smaltirlo completamente? Una settimana. Almeno 2 anni, Max! 1000 per quella bottiglia di plastica, moltiplicato per il numero degli abitanti che ci sono sulla terra. Allora vai con l'asterisco Q. Oh, non funziona, si è bloccato. Aspetta, no, facendo così, CTRL alt cance. Non c'è la batteria. Ho capito! Il totale è troppo grande, non entra nello schermo. Ma ispettore, allora significa che finiremo sommersi dai rifiuti? Proprio così, Sandra. Ho l'impressione che la zucca degli uomini sia diventata vuota, proprio come questa lattina. Ispettore? Sì? Il coso? Il caso è molto complicato. Lo so. Come intende risolverlo? Come? Io? Dipenderà solo da voi. Da noi! Forza, su, reggetevi a me, Potremo trovare un po' di traffico. Smetti! Programma inserito, partenza! Ciu! Attenzione, mettete le cinture di sicurezza. Le uscite di emergenza sono lì dappertutto. Musica da viaggio. Devo subito mandare tutte le mie ricerche al dottor Morlock. Allora, vediamo un po'. Oggi vado a classificare un po' di cose. Io lì non ci vengo! Perché no? Perché quella è una strega! Quale strega, Max? Qui vive solo una scienziata. Sì, adesso cosa c'entrano gli scienziati con le bici rotte, i rifiuti abbandonati? No. Vieni con me e lo scoprirai. Se questi bicchieri tu devi buttare, con la plastica li devi lasciare. Qui va la carta e là solo il vetro. Questo barattolo lo metto qui dietro. È un gioco facile da ricordare. Ciò che è diviso posso recuperare. Poiché hai buttato non più abbandonato, qualcosa di nuovo può essere inventato. Io ho già inventato il mio prossimo progetto. È la ricicletta. La ricicletta? C'è la bicicletta. Forse voleva dire bicicletta. Però mi sa che questa storia è vera, perché se dalle bottiglie di plastica ci fanno le felpe di pile, dalla carta vecchia e usata ci fanno i fogli nuovi, bianchi, dalle lattine ci faranno le bici, no? Ma che cos'è questo riciclo?